Dopo questo maltempo che è passato da ieri a oggi, diciamo, al nord, sembra confermato anche per il prossimo weekend, che sarà sabato 13 e domenica 14. Quindi anche diciamo, un'altra depressione in arrivo dalla Russia sull'Italia. Però purtroppo, come sempre, ragazzi, si parlerà del nord e del lato adriatico, quindi al finale il sud forse un po' domenica 14 luglio, però la maggior parte sabato e domenica sarà concentrato sul nord, come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Ciao Giovanni, buongiorno. Emilia e Romagna, diciamo il lato adriatico dell'Italia. Bene, bene, spero pure tu, Antonio. Fa caldo qui come al solito, pensavo che stamattina pioveva, invece ragazzi proprio nulla. È uscito il sole un'altra volta, bah. Comunque dicono che nel weekend ci sta un altro vortice di bassa pressione in arrivo dalla Russia, questo freddo, quindi provocherà subito un peggioramento del tempo su alcune, diciamo, regioni dell'Italia. Quindi massima attenzione come sempre, perché come ho detto caldo e freddo insieme fanno un contrasto micidiale, quindi massima attenzione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte. Poi domenica potrebbe colpire anche Marca, Abruzzo e Molise, quindi diciamo il lato adriatico, e poi forse la Campania, ma forse quindi non è sicuro. Quindi è una cosa per il weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio. Grazie Antonio, grazie mille. Sì, sì, qua invece stamattina è partito che pareva che incominciava a piovere, la verità, poi all'improvviso è uscito il sole un'altra volta. Avevo fatto una diretta e ho detto finalmente un po' di fresco, ma invece andò, era tutto un bluff, perché poi subito è uscito il sole un'altra volta, quindi è stata solo un'illusione. Quindi ragazzi, per sabato 13 e domenica 14 al nord starete ancora bene. Nord è il lato adriatico, quindi il lato destro dell'Italia, quindi diciamo in effetti il Molise, le Marche, l'Abruzzo, secondo me potete stare un po' freschino per questo, diciamo, vortice di bassa pressione che arriva direttamente dalla Russia, quindi sicuramente si abbasserà un po' la temperatura, sicuramente al 100%. Attenzione ai temporali che si possono scatenare, perché c'è un forte contrasto termico, cioè caldo africano contro freddo russo, quindi mi immagino già il casino che può accadere, come è accaduto ieri, che addirittura un fulmine ha colpito una persona ed è morta, volavano alberi, è capitato quasi di tutto, quindi ieri. Quindi come sempre, se vedete maltempo scappate. No, no, questa è stata al nord, no, no. A Salerno ci sta sole fisso. Ciao Rosario. Quindi qua non se ne parla proprio qui. No, no, questo maltempo è stato Veneto, Friuli Venezia Giulia, Ancona, ma non qui, sempre del nord. Ed è stato ieri sera poi. E sta continuando anche oggi, però oggi è limitato. Però mo sabato e domenica arriva un'altra perturbazione, quindi sempre il nord, stavolta un po' il centro Italia, però lato Adriatico. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata, speriamo che domenica colpisca un po' anche la Campania, ma giusto un pochettino, giusto che se basta, giusto quel poco per non sudare, non voglio di più, perché qua a parte il caldo è afosissimo, quello è troppo umido, questo è il problema. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e come sempre, se avrò informazioni sul meteo e su tanto altro, qualche cosa che è nuova, io la posterò. Sì, sì, lo sa, quindi non c'è sta niente da fare qua a Mauri Capri, quindi rassegnati che perlomeno il sud Italia non farà nulla per il momento. Quindi fino al 15, come avevo detto io già nei primi video, qua non chiove. Spero che domenica un po' di maltempo, ma giusto un po', non di più.
Vabbè ragazzi, buona giornata e che Dio ce la mandi buona pure oggi con sto calore. Ciao, Rosa, alla prossima. Ciao, tanto ciao a tutti ragazzi.